L'assessore ha fatto un po' la sintesi di quelli che sono stati i incontri precedenti che abbiamo avuto con la città metropolitana e il comune di Chioggia. Per quanto riguarda questa richiesta che è stata formulata, noi abbiamo espresso la nostra disponibilità a fare delle verifiche tecniche che sono quelle che ci competono del trasporto sulla titolarità della decisione politica di l'applicazione di tale modifica, ma fatto la città metropolitana che deve fare le sue verifiche anche in virtù di quello che potrebbe essere l'ambito della percorrenza del contratto di servizio. Ad oggi non abbiamo più affrontato la situazione con l'IGK, siamo in attesa anche noi di sapere come si affronterà la situazione. Di fatto, ribadisco, noi abbiamo fatto la nostra disponibilità a fare le valutazioni, ma solo esclusivamente di carattere tecnico. Tutto quello che possiamo dire in questo momento. Grazie. Consigliere Bernardi.